Ciao a tutti. Sono stato contattato nel forum di Battlecraft da Vurdalak, che mi ha detto di non aver ancora fatto tante partite, di non essersi ancora addirittura piazzato in nessuna lega e di voler fare qualche partita con me, e se ero d'accordo, così tanto per fare un po' di pratica e farsi un po' un'idea, insomma. Voleva giocare con me, allora abbiamo deciso di fare una partitina e ci siamo trovati a intraprendere un'avventura davvero piacevole e memorabile. Quindi sono felice di farvi vedere questo video perché almeno per noi è stata una bella avventura, e soprattutto ricordandovi che lui è alle prime armi e io comunque, per quanto mi metta qui a fare i video a spiegare, non sono comunque oltre la Lega Oro, quindi non sono un campione. Abbiamo avuto questa partita veramente interessante e ora ve la voglio mostrare. Comunque, prima passiamo un attimo alle presentazioni. Abbiamo tre avversari: un Protoss, Sanson, uno Zerg AGKBJKC, un nome di classe, e un altro Zerg Powet. Payet, no, boh, vabbè. E poi c'è il mio amico Dupin che gioca con noi. Quindi siamo due Terran e uno Zerg contro due Zerg e un Protoss. Io sto mandando un Overlord in scouting qua, un altro Overlord in scouting all'altra oro. Mi sto già fast expando come mio solito. I due Zerg avversari invece stanno puntando, non saprei se proprio una six pool o sì, no, una six pool. Sì, no, sì, l'altro sta facendo anche il Vespene, ma la sta facendo anche lui, sì. Stanno puntando quindi a rompere le palle subito. Vediamo invece il Protoss cosa sta puntando. Beh, direi anche lui ha una produzione rapida di zeloti subito, perché non ha fatto il centro cibernetico. Scusate. Sì, si chiama centro cibernetico, esatto, sì. Quindi senza centro cibernetico non è il classico Forgate. Intanto Vurdalak sta andando a scoutare. Incontrerà resistenza. Già. Però la cosa si chiude lì, sopravvive e ci fa vedere che stanno costruendo un nido di Beneling. Quindi no, mi sbagliavo, non è un six pool. Semplicemente stanno cercando di avere Zergling il più in fretta possibile per poi convertirli in Beneling e venire in base, sapendo di avere come avversario una coppia di Terran, di sbaragliare gli ingressi e entrare a far danni. Io nel frattempo invece ho appena fatto anch'io la mia pozza germinale e sto per fare subito la colonia delle blatte. Sto facendo subito le due regine e vediamo un po' cosa sta facendo Dupin. Dupin ha già fatto l'officina bellica, sta facendo i primi marine e, conoscendolo appunto, starà puntando con officina bellica e gas non tanto a fare dei marauder quanto a potenziare i marine. Vediamo qua i primi Zergling che avanzano minacciosi. Qua presenti altri Zergling, qua presenti 4 Zealot e un altro bel contingente di Zergling. Ecco che si convertono in Beneling per sfondare le difese avversarie, e l'avversario sostanzialmente, come stiamo notando, ha puntato a un attacco fast. Se avesse attaccato me non avrebbe trovato nessuna resistenza, perché a parte qualche Zerglino non ho assolutamente niente. Sto per cominciare a fare le prime rocce, ma per ora non ne ho. Ecco, infatti ne ho messo in produzione un paio. Vediamo cosa succede. Beh, succede che decidono di attaccare Vurdalak, gli distruggono quei pochi marine che aveva, anche perché l'edificio era in costruzione, quindi è esploso facilmente, e cominciano a fare dei danni. Ecco, lui alza le caserme, perché comunque sia Zeloti che Zergling non possono colpire in aria. Ecco, in pratica Vurdalak ora è fermo, non può più fare nulla. Io sto mandando quel poco che avevo e sto chiedendo anche a Dupin di fare altrettanto, anche se qua ormai la faccenda si fa piuttosto grigia. Già, ha perso tutti i lavoratori, ha soltanto la base e 3 caserme sollevate.
Ora noi entriamo a tentare una minima resistenza, però appunto i pochi Zergling che avevo non potranno certo contrastare, le 2 rocce poi non parliamone. Ecco che anche Dupin cerca di far qualcosa, non so perché sta seguendo la base, forse voleva dare una copertura alla base per esserne sicuro, ma tanto non c'erano attacchi aerei da parte degli avversari, quindi non era necessario. E in base invece anche lui adesso sta per rischiare. Già, infatti, mentre gli Zealot vanno a casa sua, gli Zerglin vanno a casa mia. Incontrano per ora solo altre 2 rocce come resistenza, ma ne sono in produzione delle altre, ecco che per fortuna escono appena in tempo, quel tanto che basta fare d'azione intimidatoria e far passare agli avversari la voglia di insistere. Qua intanto continua la battaglia di Zealot e Zergling, io arrivo con le mie rocce, mi metto a battermi contro questi Zergling all'esterno, mentre qui Palmi non ha alzato le caserme, e vediamo che nel frattempo Wurdlak si è trasferito sull'isoletta. Per chi avesse visto i miei vecchi video, l'avevamo rinominata Bora Bora, dove splende il sole e svetta la palma. Perché devo perdere la calma? No, non devo perdere la calma. Comunque la faccenda qua è piuttosto tosta, perché comunque sono rimasti ancora un po' di Zergling, ecco che sono andati a falciare i lavoratori. Ecco, Dupin ha lasciato la partita. Questo è stato per me una botta di minerale e vespena improvvisa, che mi ha permesso di mettere in produzione, bam, 9 rocce subito. Quindi la dipartita di Dupin, questa poi è una cosa che avrete già visto e anche con gli amici abbiamo già commentato in passato, è una cosa piuttosto, ecco vabbè, smette subito di produrre minerale vespene da tarci, vabbè, la sua utilità si chiude qui, ci ha lasciato una bella eredità, la possibilità di far sfornare subito altre 8 rocce. Se Dupin non avesse mollato la partita, io non avrei avuto i suoi minerali, non sarei riuscito a fare le rocce con cui ora mi difenderò dall'attacco che sto per subire. Senza questo la partita si sarebbe subito conclusa. Ora, subdo la strategia, adesso non l'abbiamo fatto apposta in questo caso, però apro un dibattito. Che un avversario, cioè che un compagno molli per dare spazio e minerale agli altri, è una subdola strategia o è una cosa lecita che trovate come un piano piuttosto che un altro? Lo so, cioè in teoria ci si potrebbe trasferire il minerale anche durante la partita senza bisogno di certo, come no, senza bisogno di lasciare la partita per questo, però lasciando la partita, a parte che ecco, nei primi minuti di gioco non ci si può trasferire il minerale, quindi comunque non sarebbe possibile fare questo trasferimento. E comunque dicevo, durante i primi minuti non sarebbe comunque possibile trasferirsi materiale, e quindi l'unico modo è lasciare la partita. Inoltre a gioco avanzato rende tutto più semplice, perché l'assenza di un avversario è come regalare una base secondaria in più ai giocanti. Vediamo che qua in pratica stanno comunque continuando ad attaccarmi su ogni fronte. Io per fortuna avevo fatto 2 impalatori in ogni base, vedete che qua appunto riesco anche a salvare la regina portando gli zeloti verso gli impalatori. Wurdlak ha fatto in tempo a portarmi dei marine, perché comunque ha riposato le sue basi, cioè le sue caserme dove aveva la prima base, di modo da poter mandare marine ad aiutarmi. Qui abbiamo l'avversario che ha prodotto anche delle idralische che vengono facilmente falciate. Qua altri zeloti vengono ad attaccare la mia seconda base. Eravamo estremamente sotto pressione io e Wurdlak, perché ok, l'assenza del mio amico che ci aveva regalato un po' di minerale ci aveva dato un pochino di respiro dal punto di vista delle risorse, ma quel tanto che è bastato a farmi sopravvivere sul momento. Ora gli avversari puntavano a chiudere la partita, perché dicevano vabbè, siamo rimasti in 3 contro 2, vogliamo chiudere. Hanno fatto comunque le espansioni tutti e 3, perché vedete anche il Protoss si sta facendo ora l'espansione. Io ho un'espansione, va bene, sono stato il primo a fast expire, però alla fine faccio veramente fatica, perché ricordo anche che per gli Zerg è importante poter convertire le larve, che sono l'unica fonte di unità, in droni.
in questi minuti di gioco e di espansione. Gli avversari, cioè se gli avversari continuano ad attaccarmi sono costretto a convertire le larve in unità, di conseguenza non posso espandermi in droni e quindi non riesco a aumentare la mia economia. Comunque, volendo dare una veloce occhiata a quello che sta succedendo, vediamo che il Protoss adesso finalmente ha fatto il centro cibernetico e sta e con tutto il minerale che aveva accumulato sta facendo una marea di portali. Si sono resi conto che non possono chiudere rapidamente la partita utilizzando unità di base e allora hanno deciso di passare a unità un pochino più avanzate. Lo Zerg rosso sta per l'appunto, ha fatto le idralische, le abbiamo già notate, sta facendo le prime ricerche, mentre lo Zerg blu, ecco, puntato anche lui alle idralische a quanto pare, sì, quindi entrambi gli Zerg contano di concludere la partita puntando alle idralische. Intanto Vurdalak ha preparato le prime navette mediche che gli permetteranno di trasportare le unità da Bora Bora a tutto il resto del mondo, mentre nella sua prima base sta continuando a sfornare Marine a 3 caserme con il reattore, quindi sta facendo solo Marine che per ora sta tenendo vicino alla mia seconda base per aiutarmi a difendere. Io ho fatto 2 piccoli contingenti proprio perché come Zerg in generale questa posizione, questa mappa, essere in questo punto è piuttosto scomodo perché ti possono attaccare la seconda base o la prima base con parecchia distanza le une dalle altre. Io ora probabilmente sto per attaccare e in base ho costruito un pinnacolo, infatti avete visto la prima mutalisca, non che io le abbia cioè sapevo che c'erano le idralische, quindi sapevo che non sarebbero state un buon counter, però speravo di riuscire a fare qualche attacco alle spalle mentre le Roach e i Marine facevano da diversivo. Intanto qua vediamo che riesco a distruggere la seconda base del Protoss, perché vabbè l'aveva appena costruita, non aveva ancora fatto in tempo a creare delle difese, nel mentre ovviamente gli avversari si mobilitano per venire ad aiutare il loro compagno. Per fortuna la base l'ho già distrutta. Ora questo enorme esercito di idralische mi fa, vedendo questo enorme esercito, comincio a pensare che sarebbe il caso di fare degli Zergling, perché le idralische sono comunque unità non corazzate, molto forti dalla distanza, che quindi richiedono un fuoco di copertura, cioè se davanti hanno ad esempio degli zeloti che prendono i colpi o delle roach che prendono i colpi al posto loro, riescono a fare un notevole danno. Se lasciate invece corpo a corpo contro qualcosa, allora sì, subiscono ingenti perdite. E intanto nel frattempo continuo a produrre, produzione obbligatoria. Vediamo che qua intanto Vurdalak ha fatto un ottimo drop a casa dello Zerg e gli sta distruggendo, intanto gli ha distrutto l'edificio per le idralische. Qua intanto io invece sto continuando l'attacco distruggendo quel poco che era rimasto, e quindi stiamo facendo una notevole pressione agli avversari che al momento sono in difficoltà. Questo sta facendo soltanto Zergling, anche perché gli ha distrutto anche l'edificio per i Beneling, quindi questi sono gli unici Beneling di cui può disporre. Io intanto sto attaccando il Protoss, distruggendogli parecchie sonde, e Vurdalak probabilmente sta per droppare a casa dell'altro Zerg. Io mi trovo a scontrarmi con delle unità Zerg qui e un grande contingente di Stalker, infatti ho fatto scappare le mie mutalische, e qui dei Beneling stanno puntando verso i Marine di Vurdalak. Ecco, vedete le mie muta che scappano. Ecco, è riuscito a ricaricarne un pochettino, non tutti, però comunque è stato molto rapido e molto bravo. Infatti io comunque mi sono complimentato con lui a fine partita, perché per essere un giocatore inesperto senza piazzamenti devo dire che ha gestito le operazioni di drop in maniera magistrale, perché comunque appunto la bravura nella micro del drop sta proprio nel riuscire a ricaricare a rimettere Marine o Marauder che siano sopra le unità, sopra le Medivac in tempi utili, cioè prima di essere falciati. In questo caso ecco, è stato un pelo più lento, giusto quello che dicevamo, riguardo quello che dicevamo. Comunque ecco che l'avversario, avendo fatto un esercito di idralische, si trova svantaggiato verso questa strategia di continui drop, perché comunque le navette possono volare in zone perimetrali, rendendosi quindi non colpibili dalle idralische. Vabbè, questa volta